I poemi di Ossian, il cantore bardo del III secolo, a cui diede voce nel 1760 il poeta scozzese James Macpherson, tradotti per la seconda volta in italiano dalla docente di Castelfranco Veneto Ornella Ricci, che già in passato si era cimentata nell'impresa lasciando poi quel lavoro in un cassetto. Ripreso in mano e completato, è ora un volume in cui riscoprire l'epica e la suggestione delle leggende del Nord. Il lettore deve intendere questo volume, questo testo, come un contenitore, non leggerlo come un poema epico dall'inizio alla fine. Le narrazioni epiche forniscono il contenitore, il framework, la cornice, dove vanno incasellate tutte quelle gemme che sono le descrizioni della natura, le invocazioni alla luna, al sole, la nostalgia per il passato, che poi sono tutti elementi che troveremo con grande forza nel movimento preromantico e romantico. Insegnante di lingua inglese al liceo Giorgione, l'autrice suggerirebbe anche ai suoi studenti questa lettura. Consiglierei proprio di estrapolare dei brani e farli godere, farli leggere e farli apprezzare. E ragazzi, sono sicurissima che i ragazzi li apprezzerebbero. Poemi dunque che finora in italiano solo Melchiorre Cesarotti aveva tradotto 2 secoli e mezzo fa. Un vuoto che Ricci ha ora colmato, una coincidenza, forse un destino che a tradurre Ossian siano dei veneti. Per la verità io sono veneta di adozione, perché io sono marchigiana e sì, in effetti il Cesarotti la tradusse pur non sapendo benissimo l'inglese. È strano questo, però talmente affascinato dall'opera, perché dico che l'opera è stata una vera e propria meteora al suo nascere, e come tutte le meteore poi si è spenta.